pubblica sarebbe contenta di sentirle dire sì, io sono favorevole a che si conceda l'autorizzazione a procedere nei miei confronti perché non ho nulla da temere. No, io non ho nulla da temere, ma devo stare molto attento a chi deve valutare le cose. Non è perduta la démocratie, non è perduta l'Italia. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du sida, évidemment, qui est une maladie dramatique et extrêmement cruelle, on n'en parle que comme ça. Mais on ne donne pas aux gens l'envie absolue de vivre et de ne pas s'approcher de cette maladie. L'envie de... Je ne sais pas très bien comment expliquer, mais Cyril a fait passer ça dans son film, une espèce de force, d'un combat pour faire que cette vie reste belle. No, per quel che riguarda le accuse di adozione per delinquere, la legge reagisce in altro modo, non ha bisogno di reagire mica tanto. La legge è fatta di milioni di donne e di uomini onesti, altro che associazione del delinquere. Chi vorrebbe pungere? The Italian government? E soprattutto non creare in questo momento una crisi di governo che sarebbe drammatica per il paese. Ma scusi, se veramente uno avesse detto c'è una strada, che è la strada della mafia, e può liberare Moro, io probabilmente se me l'avessero detto avrei detto sperimentiamo e poi facciamo i conti dopo. Ma l'ha detto o no? No, nessuno assolutamente mi ha mai parlato di questo. Per cospirazione politica mediante accordo. Succede sempre sparatorie qui e noi dobbiamo sempre stare chiusi in casa, non possiamo scendere per la paura di andarcene per mezzo. Per intanto speriamo che chi di dovere ci pensi bene prima di creare un danno così grave per il nostro gruppo. Si ricorda che ci rivolgemmo a tutti, in Italia, fuori, ci rivolgemmo... a Valdaima, al Papa, rivolgersi alla mafia è un'altra cosa. Ci rivolgemmo anche a Gheddafi, ci rivolgemmo a Tito, ci rivolgemmo a tutti che potevano dare una certa mano, perché era veramente un momento terribile, quello è uno dei momenti più gravi della vita nazionale, anche della mia vita personale. Lui, Caniggia, lavora, ma si capisce che non ci sta con la testa. E lui ha detto di non conoscerla, se lei mi dicesse che lo conosce dovrei metterle metaforicamente delle manette o degli schiavettoni, no, come al povero Carla. Cioè, in qualche riunione ho visto anche Carnevale, certamente, come ho visto tante persone a Roma, ma non ho mai avuto dei rapporti diretti, ho parlato con Carnevale, ho fatto parlare con Carnevale, anzi... Ci vuol dire in qualche riunione ho visto Carnevale? Mi sta eccitando la mia curiosità, senatore. No, ci sono state delle... L'inaugurazione dell'anno giudiziario o riunioni più ristrette? Dove, alcune volte così è stato presentato, ma come 100 persone, probabilmente lui non se lo ricorda. E probabilmente Carnevale non si ricorda di come Carnevale non si ricorda di essere stato presentato a Giulio Andreotti? Non lo so, può essere, potrebbe essere il contrario. Ma quando uno dice non conosco, non è che vuol dire non l'ho mai visto, cioè, a Roma credo in tanti non anni. Frequento. Non frequento, oppure non ho avuto rapporti. Ma che ha detto quello? Io non ho capito, che ha detto? Si sa che Andreotti in America è pieno di ricchezze, gli appartengono palazzi interi. Lei, Sgarbi, è un venduto. Adesso non succeda che cacciano certificati medici che non come sta facendo il presidente della Roma, Ciarrapico. Sono stati tutti bene finché hanno potuto rubare. Adesso che stanno in galera devono rimanere là come detenuti veri. Detenuti veri. Forse Carnevale non si ricorda, io una sola volta gli ho telefonato. C'è stata una telefonata a Andreotti Carnevale? No, non se la ricorda sicuramente perché ha detto di non averla mai conosciuta. Perché è passato alcuni anni. Tasse! Siamo preda di 202 tasse! Nulla più niente di meno, tasse! Che cosa provi in questo momento? Emozione e basta. Solo emozione. State bene attenti, guardate che se ci tolgono queste promozioni pubblicitarie, queste telepromozioni, noi avremo una perdita secca che andrà da 400 a 500 miliardi all'anno. Sapete cosa vuol dire 400-500 miliardi all'anno? È una botta paurosa. Ma senatore Andreotti, lei però ogni tanto lei ci mette su una falsa strada, perché lei dice io non sono un Giglio di Campo, poi dice siamo tutti mezzi peccatori, quando io la interrogo lei sembra un angelo, ma come? Lei non ha opinioni su quello? Io non sono né un angelo né un mezzo peccatore, può darsi pure che sia un peccatore, ma non in politica e tantomeno in mafia. In questo sono più che un angelo.
fraternizzate, dai. Tutto per sommo di cattiveria nei tuoi riguardi. Perché so che ti serve in modo a te che si evidenzia la debolezza, per combattere con più forza anche la situazione di malessere che c'è nel paese. Io voglio che tu capisca con chiarezza e guardi intorno a te. La Democrazia Cristiana, insomma, chiede di capire, di vedere chiaro. Arrestato il sindaco di Pordenone. E così è per tutti voi! Mi sembra che Martinazzoli sia rimasto persino sorpreso, voglio sperare che sia stato sorpreso da questa iniziativa, danno seguito di fatto a un tipo di attacco ai pentiti che è stato fatto davanti a milioni di telespettatori da Riina. Le foche, le baby foche sono talmente colpite e sensibilizzate dall'idea che ci siano delle persone che li ammazzano, le scuoiano vivi. Ma ce l'hai mai i brufoli? Ce l'hai mai? I brufoli? Do you ever wake up with pimples on your face? Yes. Yes? Che cosa? Sì, of course. Non è un problema. You do? Of course I do. Ecco, hai fatto ridere. Qui chi mi dice zio, chi mi dice pungiuto, chi mi dice giù, questo va a finire che ho una notorietà anche in persone, così che per le opere di misericordia dovrei visitare, ma che... Ecco, noi riteniamo che non servono gli squadroni fascisti davanti a Montecitorio, non servono i bulloni lanciati nelle piazze, perché queste immagini bastano a farci riflettere e spingono tutti noi alla solidarietà, a capire che cosa bisogna fare, darci una mano. È ridicolo, dicono in coro. Eravamo lì solo per protestare. Le monetine le hanno tirate i deputati degli altri partiti. L'episodio è stato esagerato, era una manifestazione qualsiasi. Motu proprio del presidente Pertini. Per me è stato un motivo di grande orgoglio. O siamo in un paese del malaffare, oppure c'è qualcosa che non funziona nell'istituzione. Quando è notte sulle vostre case e putridi miasmi infetti emanano da umidi scantinati, una malefica entità emerge dalle viscere della città a seminare terrore tra i vicoli deserti. È lui. Dobbiamo apparire così malconci e frastornati che persino Sting, star della musica leggera, si è sentito in obbligo di incoraggiarci. Vedrete, ce la farete, ha detto alle telecamere. L'importante era togliere il marcio. Grazie Sting. Attendiamo altre parole buone, qualche pacca sulle spalle. Il golpe, chi è che l'ha mandato? Il golpe lo stanno facendo il sistema. La maledizione di Moro. Dice lei non si dovrebbe pensare a queste cose, questo è un modo irrazionale di riflettere, ma in questo momento ha detto Gerardo Bianco, non l'ultimo venuto, ripeto, il capo dei parlamentari della DC, ha detto quella lettera in cui disse il mio sangue ricadrà su di voi, sarà un disastro, l'Italia va verso una catastrofe. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? Ma io ho 45 anni, 24 anni dentro qua, quindi è tutta la mia vita. Se lei dovesse dire in due parole una risposta a queste 200 pagine di accusa contro di lei? Beh, direi che due parole. Sono molto addolorato di vedere un caso giuridico di vuoto torricelliano. Di vuoto torricelliano.